Regione e ULS Dolomiti hanno deciso per i tamponi di massa ad Auronzo, nel piccolo centro del Cadore, 3.000 abitanti, colpito da fine ottobre da un crescente numero di residenti positivi al Covid-19. Domenica verrà effettuato uno screening su una vasta porzione di popolazione, quella tra i 41 e i 65 anni. Circa 1.250 persone, per testare le quali l'azienda sanitaria ha messo in piedi un'organizzazione imponente, supportata dalle associazioni di volontariato, che ricorda quella già sperimentata nei centri del Comelico a fine estate. L'arrivo della zona gialla nazionale ha chiaramente un po' aiutato, per effetto di questo, per effetto dei provvedimenti contumaciali, per effetto di un'aumentata attenzione da parte della popolazione, specie della popolazione più anziana, abbiamo visto che nelle ultime giornate la curva epidemica tende a flettere e quindi auspichiamo che questi segnali positivi si consolidino. Per contribuire a questa tendenza e cercare di ridurre al minimo i contagi, l'ULS 1 andrà a caccia dei positivi asintomatici ancora da individuare. Appuntamento dalle 9:30 alle 13 in località Tagliarezze. Ci si aspetta che i positivi siano pochi, come è stato in Comelico e più di recente a Bolzano, ma se così non fosse si intraprenderanno altre iniziative. Valuteremo l'ipotesi di allargare a destra e a sinistra rispetto alla fascia d'età le persone interessate da una tornata di screening che potrà essere collocata nella settimana successiva o nel fine settimana successivo. I numeri dicono però che questo non dovrebbe accadere, anche se il dottor Cinquetti rimane cauto. Collochiamo questo screening, speriamo nella fase di coda epidemica, ma il Covid ci ha insegnato che non bisogna mai cantare vittoria. Lui, se si molla un attimo la presa, riparte, si ricolloca nel contesto